questa conoscenza, questo contatto che c'è stato con le Coglio Team, perché proprio lo slogan che hanno loro si addice proprio a quella che è la filosofia di noi. Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e quei. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Buon lavoro. Il nostro ruolo e l'importanza di quello che fa. Confermo che risponde sempre. Grazie. Bene, finish e mo Rebecca a rullo. Grazie. Speriamo sia tutto fresco. Signore e signori, buongiorno. Con Tormont, dove è in corso la presentazione della manifestazione del Bike Team Collio. Già qui con noi il Presidente, poi sentiremo anche la parte, come si dice in Slovenia. Innanzitutto buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno. Ecco, quest'oggi si presenta questa bella iniziativa perché si vuole lanciare il turismo sul territorio in maniera chiara e trasparente, no? Certo, effettivamente abbiamo pensato a questo progetto transfrontaliero perché per me il progetto la trasfrontalità è praticamente basilare, quindi per me Collio e Burda sono due territori praticamente identici, molto belli, molto simili, le persone comunque sono anche simili e per cui abbiamo pensato di fare questo progetto con dei percorsi fissi e fruibili tutto l'anno. Senta, si riscopre un po' il ciclismo, no, Cormont, no? Dopo tanto tempo. Sì, effettivamente diciamo che nell'ultimo periodo, soprattutto per quanto riguarda il Covid, diciamo, la gente ha incominciato ad andare in bicicletta. Effettivamente c'è stata un'evoluzione sulla parte ciclistica veramente importante. Ecco, abbiamo visto insomma strada, sterrato, un po' per tutti i gusti, no? Sì, diciamo che noi siamo nati come un'associazione diciamo, di mountain bike all'inizio sostanzialmente, poi come ha detto Andrea nel video che si è visto, quest'anno abbiamo aggiunto il settore strada con un nuovo ingresso che sta dando comunque dei buoni risultati. Poi appunto con l'avvento di questo nuovo modo di andare in bicicletta che è la gravel, c'è questo misto tra asfalto, ghiaia, eccetera. Soprattutto lo sposalizio, no? Tra Collio e Burda. Beh, diciamo noi quello che dico con Berna ormai siamo anni che lavoriamo insieme, cerchiamo di fare dei progetti comuni, soprattutto anche per il trofeo Collio Burda MTB Cup, che è un trofeo di cross country, ma soprattutto la marathon transfrontaliera ormai diciamo dal nostro inizio vita che facciamo, vita dell'associazione. Ecco, abbiamo visto che ci saranno interessanti percorsi, come detto, per tutti i gusti, agonistici e non, con questa novità della gravel. Certamente. Allora, ci saranno due percorsi importanti che saranno proprio a livello agonistico. Attenzione, non è detto solo agonistico, perché anche i 150 km si possono prendere con molta tranquillità e farlo anche in più giorni. Quindi diciamo un amatore in tutti i sensi lo può prendere proprio come un viaggio e quindi fare 50 km al giorno e farsi un viaggio comunque di 3 giorni. Oppure prenderselo tutto d'un fiato e farselo fuori in 6 ore. Poi ci sono i percorsi, quelli ovviamente piccoli, da 25 km, che li abbiamo proprio progettati per le famiglie, quindi fruibili anche da bambini. Allora non resta che dire, allacciate le cinture, stringete bene gli scarpini che si parte. E soprattutto il casco in testa ben allacciato. E avanti. Grazie e buon lavoro. Grazie.